Una notizia che promette di scuotere il mercato dei trasferimenti. Siamo tornati con alcune informazioni molto calde su un possibile affare per un attaccante del Napoli. Prima di immergerci nei dettagli, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento esclusivo. Passiamo alle notizie. Il Napoli è ancora attivo sul mercato e potrebbe essere vicino a un nuovo acquisto per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il nome del momento è quello di Francis Amuzu, attaccante dell'Anderlecht, che attende solo una decisione sul suo futuro. Secondo quanto riportato dal Belgio, il giocatore avrebbe già dato la priorità al Napoli. Ma il suo arrivo dipende da una condizione, la partenza di un altro attaccante dalla rosa partenopea. Inizialmente vociferato come possibile sostituto di Kvaratskhelia, Amuzu potrebbe infatti arrivare per prendere il posto di Ngonge, che ha ricevuto meno minuti sotto Conte e sarebbe disposto a cercare maggiori opportunità in un altro club. Il giocatore ha già suscitato l'interesse della Lazio, dove ritroverebbe Marco Baroni, l'allenatore che lo ha aiutato a primeggiare in Serie A. Nonostante la priorità del Napoli, Amuzu ha anche altre opzioni. Il Paris FC, della seconda divisione francese, ha mostrato interesse, così come il Grêmio, in Brasile. Con la chiusura del mercato tra poche ore, i prossimi momenti saranno decisivi per determinare il destino dell'attaccante belga. Pensate che Amuzu possa essere un buon acquisto per il Napoli? La partenza di Ngonge sarebbe la scelta migliore per la squadra di Conte? Lasciate la vostra opinione nei commenti e continuate a seguire i nostri aggiornamenti per rimanere al corrente di tutti i movimenti di mercato.